A pochi giorni dal ballottaggio la città chiede ai candidati che non ci sia più un altro caso San Lazzaro. Sanità, giovani, decoro urbano nella lista della spesa dei bassanesi per Finco e Campagnolo. Scandalo all'ospedale di Asiago, 2 dirigenti medici nei guai per peculato, farmaci scaduti e falso. Paura a Tezze, un camion si ribalta, scatta il rischio GNL, pompiere lavoro per ore. Scontro sull'autonomia, la Lega controbatte alla manifestazione romana con un evento a Montecchio. Attenzione al territorio e chi lo vive, questa è la ricetta del nuovo sindaco di Roana. Marinella Sambugaro alla guida di Gaglio, le sue parole d'ordine sono semplicità, condivisione. Ascolti record per Rete Veneta con la diretta della Festa del Santo, seguita sul web fin dall'altra parte del mondo. Inizia la dunata Triveneta degli Alpini a Bibbione per Rete Veneta, 2 giorni di dirette speciali. Processo per il femminicidio di Tombolo, sul compagno della vittima disposta la perizia psichiatrica. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con l'avvicinamento al ballottaggio. È iniziata la corsa al secondo turno delle elezioni che vede Nicola Finco e Roberto Campagnolo scontrarsi per la guida della città e la città inizia a farsi sentire. Le istanze, le richieste più importanti arrivano non solo ai 2 candidati ma proprio al tessuto cittadino, al tessuto sociale bassanese. Uno dei più pressanti è quello sul consumo di suolo, perché non ci sia mai più un altro caso San Lazzaro. Una battaglia iniziata quasi in sordina, dopo i primi annunci dell'arrivo di un trio di progetti nell'ultimo lembo di campagna bassanese. Poi l'escalation, la prospettiva di un polo logistico di Baxi fra Riva Bianca e Rambolina, la guerra di carte, le barricate di cittadini che hanno portato alla clamorosa bocciatura in consiglio comunale del progetto promosso dall'amministrazione Pavan. Una battaglia partita dal basso e culminata con una presa di posizione di parte della maggioranza, con dimissioni, baruffe in aula e un clima molto teso in città, dove qualcuno aveva deciso di giocare una partita sporca fra lavoro e ambiente. La città ha parlato, anche se non tutti l'hanno ascoltata. E alla fine la battaglia di San Lazzaro è stata vinta. Ma la guerra del consumo di suolo è appena iniziata, anzi, a dire il vero, è iniziata da molto tempo e sta lentamente logorando il territorio, mangiando a spizzichi e bocconi fazzoletti di verde, angoli di campagna, cartoline che non torneranno mai più. Adesso, con l'esito della tornata elettorale che ha rimandato tutto al ballottaggio, i bassanesi tornano a chiedere conto del consumo di suolo a chi si propone per amministrare la città nei prossimi anni. Lo fa ad esempio l'associazione Aria, portabandiera di tanti cittadini sempre in prima fila nel travagliato tira e molla su San Lazzaro. Lo fa con una lettera aperta a Nicola Finco, Roberto Campagnolo e a tutti i bassanesi, ricordando quel 27 luglio e quel voto che ha reso possibile ciò che ormai sembrava un sogno. Un sogno, dicono gli attivisti, avveratosi in una notte di mezza estate che non deve essere l'ultimo. E allora? Allora basta decisioni calate dall'alto, basta porte chiuse e percorsi non condivisi. L'appello è a una maggior partecipazione che suona drammaticamente realista in una delle chiamate al voto meno partecipate di sempre. Ma almeno suona bene e suona come un campanello alla porta dei 2 sfidanti su uno dei temi più complessi della Bassano di oggi e soprattutto di domani. A proposito di temi per questa seconda parte della campagna elettorale, siamo andati a sentire quali sono quelli più importanti per i bassanesi. Ecco cosa ci hanno detto. Incentivare un po' l'attività sui ragazzi, sui giovani, magari con attività anche di partecipazione. Beh, la viabilità soprattutto, qua c'è pieno di cantieri. Io voto sempre per la cultura, quindi spero sempre che la cultura sia al primo piano su tutto, perché creare un buon cittadino attraverso la cultura significa dare un giusto apporto alla città. Io sono un insegnante, quindi sulla scuola, sui giovani è prioritario, il centro storico si sta svuotando e comunque i giovani hanno bisogno di essere considerati, quindi per me è importante la scuola. Ne vediamo tutti i giorni di cose molto semplici, però non portano lustro evidentemente. Il fatto di
della manutenzione in senso lato proprio, di tante cose. Ci sono anche le frazioni intorno che obiettivamente hanno bisogno anche loro di avere tipo, quando c'è qualche problematica, di avere qualche lavoro da eseguire, ecco, e non lasciarlo là come a volte succede. E poi abbiamo bisogno del teatro, abbiamo bisogno dell'ospedale, perché il problema dell'ospedale è grosso. Vedo tanti negozi chiusi e da quel punto di vista penso dovrebbe avere più mobilità e cercare di fare qualcosa di più evidente. Abbiamo bisogno di rinnovare proprio dalla base quello che è l'assetto della città. Abbiamo bisogno di volti nuovi, di giovani stimolati, con idee nuove che vanno un po' oltre il classico. Ci si mette in fazioni separate, il bianco e il nero, quindi dovremo trovare la via di mezzo, dove la politica la lasciamo a chi vuol fare politica e alla città, il bene della città. Manca poco più di una settimana quindi al secondo turno e poi vedremo come andrà a finire, ma intanto vi racconteremo questo avvicinamento con tante altre istanze e tante richieste che arrivano proprio dalla città. E c'è una richiesta che arriva dal Veneto, che è quella dell'autonomia. Pare che qualcosa a Roma si stia bloccando e quindi il Veneto scende in piazza. Noi conosciamo il tema dell'autonomia, i veneti hanno una forte vocazione autonomista e saranno in piazza venerdì 21 a Montecchio per dimostrare che questo territorio merita questa riforma. E perché no, forse anche a festeggiarla. È la settimana decisiva questa per l'autonomia, con il passaggio sugli ultimi emendamenti. E mentre a Roma il centro-sinistra unito convoca una manifestazione il 18 giugno proprio contro il disegno di legge, alla luce dell'ultimo episodio accorso alla Camera con l'aggressione al deputato pentastellato Donno, la Lega risponde dal Veneto che dell'autonomia è patria. 21 giugno, Montecchio, una manifestazione ideata e organizzata dallo stesso segretario Alberto Stefani. Si torna in piazza in risposta alla piazza lanciata da Giuseppe Conte, che dirà il tutto, il contrario di tutto. Montecchio contro Roma. Se il centro-sinistra marcia compatto, della manifestazione nel Vicentino la Lega invece rivendica la paternità. Ci saranno tantissimi leghisti e spero anche non leghisti che tessereremo in Lega. Io non faccio sfide interne al centrodestra, credo però che la piazza dell'autonomia e dell'orgoglio leghista riaccenderà i cuori di tanti leghisti. Una manifestazione convocata anche per ricompattare il Carroccio, uscito con le ossa rotte dalle ultime elezioni e che dell'autonomia ha fatto la sua principale bandiera. Situazioni locali ci sono sempre state, c'erano prima, ci saranno poi, però è una Lega che ha trovato la sua compattezza attorno al tema dell'autonomia e non poteva che essere così. La Lega, che lancia l'amo ai colleghi di partito autonomisti, e dichiara apertamente di non avere intenzione di lasciare ai colleghi meloniani la guida del Veneto. Credo che la Lega possa sicuramente ambire a governare il Veneto e lo possa fare anche indipendentemente dalla coalizione qualora servisse. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Marostica dove chiude una scuola. Quello che si è chiuso pochi giorni fa è stato l'ultimo anno scolastico della scuola primaria Virginio Andriolo di Valle San Floriano. Dei 46 alunni iscritti, i 22 della classe quinta da settembre frequenteranno la secondaria. Quelli di terza e quarta sono in tutto 24. Il comune di Marostica ha così proposto il loro trasferimento nel plesso di San Luca, dove si attua il tempo pieno e la settimana corta, con gli iscritti al prossimo anno scolastico che non arriverebbero ad oggi a 40. Sono circa 8 chilometri di distanza, un tragitto di cui l'amministrazione si farà carico per garantire agli scolari di frequentare le lezioni. La decisione della chiusura arriva dopo un confronto con la direzione scolastica provinciale di Vicenza e dopo aver analizzato la situazione demografica locale. Il tasso di natalità, che a Marostica aveva toccato il picco più basso nel 2020 con 82 bebè, si è assestato intorno a quota 100, comunque non sufficiente a garantire il mantenimento di tutte le scuole. Stando ai dati ministeriali, negli ultimi 10 anni in Italia ne sono state chiuse 2.600 e altre 1.200 chiuderanno entro i prossimi 5 anni. Dal comune fanno sapere che l'intenzione è di valorizzare l'area collinare e potenziare strutture e offerta formativa. Si sta lavorando ad esempio per ampliare l'asilo nido, sempre più richiesto dalle giovani coppie anche dei comuni vicini. Resta il fatto che chiudere una scuola, per quanto piccola, vuol dire incidere sulla vita di un paese oltre che delle singole famiglie, e in più ci sarà da pensare a quale uso fare della scuola Andriolo di Valle San Floriano, in attesa che arrivi un nuovo boom demografico e la campanella torni a suonare. Ci spostiamo in altopiano per la cronaca, scandalo in ospedale, vediamo.
Somministrava farmaci anche scaduti di proprietà dell'ULSS 7 Pedemontana, faceva uso di dispositivi medicali appartenenti alla medesima azienda e adoperava per scopi privati la sala operatoria dell'ospedale di Asiago. Per questo motivo un dirigente medico non più in servizio all'ULSS 7 è stato denunciato per peculato e somministrazione di medicinali guasti dalla Guardia di Finanza di Vicenza. L'indagine è stata condotta dai militari del gruppo di Bassano del Grappa e della tenenza di Asiago. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno riguardato l'abitazione e lo studio privato del professionista, dove sono stati rinvenuti medicinali di cui si era indebitamente appropriato. Alcuni di questi, anche scaduti, li somministrava ai propri pazienti. Il medico in questione avrebbe inoltre effettuato vari interventi chirurgici all'ospedale di Asiago dopo aver visitato i pazienti nei suoi studi privati in regime di extramoenia. Il danno calcolato dai finanzieri nei confronti dell'azienda sanitaria è di oltre 331.000 euro. L'indagato si era avvalso anche della collaborazione di un collega in servizio al nosocomio dell'altopiano che aveva firmato prescrizioni mediche false. L'accusa nei suoi confronti è di falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale. Paura a Tezze per un incidente, un camion si ribalta, scatta il rischio gas. Sono stati impegnati per 8 ore i vigili del fuoco di Bassano al lavoro per monitorare il serbatoio di gas naturale liquefatto di un auto articolato finito fuori strada in via Baracche a Tezze sul Brenta, rovesciato su un fianco. La presenza dei pompieri è stata fondamentale per tenere sotto stretto controllo la pressione del GNL che alimentava il tir, scongiurando eventuali perdite durante le operazioni di scarico del cassone del mezzo pesante che trasportava generi alimentari per la grande distribuzione. Da una prima ricostruzione dell'incidente stradale, il veicolo, guidato da un 56enne, sarebbe finito con una ruota sul ciglio in terra battuta oltre l'asfalto, tanto che il terreno a lato ha ceduto sotto il peso, facendolo rovesciare. Fortuna ha voluto che il mezzo procedesse a bassa velocità, illeso il conducente. I vigili del fuoco hanno svuotato tutto il carico e trasferito su un altro bilico che nel frattempo era arrivato. Il tir, una volta vuoto, è stato riportato in carreggiata e trasferito in un'officina specializzata di Marostica. Disagi alla viabilità per diverso tempo, sul posto i carabinieri che hanno provveduto a deviare il traffico sino al termine delle operazioni. Operazioni che sono state concluse nel pomeriggio, l'emergenza è rientrata ma ci sono stati momenti di tensione in zona proprio per i rischi connessi al tipo di gas liquido presente in quel serbatoio. Adesso cambiamo ancora argomento, andiamo a Padova perché la festa del Santo è stata come sempre un'emozione immensa. Santo Pellegrino lungo le vie di Padova che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ancora una volta ha portato nelle vostre case nella diretta della festa del 13 giugno, iniziata all'alba e finita al tramonto, un racconto seguito sin dalle prime luci del giorno da centinaia di migliaia di telespettatori che confermano i dati certificati Auditel che segnano il divario nei confronti delle altre emittenti che hanno seguito l'evento. I numeri mostrano l'affetto fortissimo da parte delle persone fedeli del Santo, un affetto cresciuto anche rispetto ai numeri da record registrati dalla diretta del 2023. Un evento che grazie al lavoro di giornalisti e tecnici del gruppo Media Nord-Est e ai mezzi del Messaggero di Sant'Antonio via social e via streaming ha raggiunto oltre 500.000 di persone in ogni parte del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, a cui seguono America Latina, Pakistan, India. Ai 40.000 devoti che hanno vissuto nella Basilica del Santo alla festa del 13 giugno si sono aggiunti i fedeli che dalle loro case hanno seguito le Sante Messe, i racconti dei pellegrini, le interviste ai frati del Santo che hanno spiegato le varie iniziative che ogni anno portano avanti, i momenti più toccanti della giornata. E allora, come vedete, adesso i sacerdoti stanno anche loro facendo, diciamo, il percorso dei pellegrini, poggiando le mani sulla tomba del Santo, momento molto intenso. Un appuntamento che sorprende per la ricchezza della devozione in Sant'Antonio che con emozione portiamo nelle vostre case. Una giornata che anche quest'anno abbiamo avuto l'onore di vivere insieme a voi, che ringraziamo per il vostro affetto e la vostra fiducia.
Dal Santo, un evento decisamente più laico ma molto molto importante non solo per il Veneto, è la Dunata Triveneta degli Alpini che si terrà a Bibione proprio in questi giorni ed è partita la staffetta dal Passo della Mauria che arriverà all'Adriatico praticamente. Dalle Alpi a quota zero, una staffetta via terra e acqua lungo il fiume Tagliamento in occasione della Dunata Alpina Triveneta di Bibione. Partenza intorno alle 7 dalle sorgenti del fiume al Passo della Mauria e arrivo alle 13 a Tolmezzo, prima tappa di questo lungo e intenso viaggio. Andiamo ad Amaro, da Amaro andiamo giù verso Carnia, dove ci sarà la staffetta che passerà il testimone da la sezione carnica alla sezione di Gemona. Sabato 15 la seconda parte della staffetta invece prevede la discesa in canoa partendo da Pinzano per raggiungere poi Bevazzana alla foce del Tagliamento, orario previsto intorno alle 16:30-17, dove verrà deposta la corona di fiori in ricordo di tutti i caduti alpini. Questa iniziativa sono circa 30 staffette con 4-5 persone per staffetta, quindi si va presto a fare i conti, più ovviamente gli affezionati. E naturalmente noi ci saremo, come vi abbiamo raccontato tutte le adunate, vi racconteremo anche questo raduno triveneto. Si parte domani sera alle 21 con una diretta di tutta la grande festa, naturalmente per farvi vedere i cori, le fanfare, tutto il movimento di alpini che raggiungerà Bibione per appunto i festeggiamenti della sera precedente. Poi, come sempre, alla mattina dopo tutti pronti per lo sfilamento. Noi saremo dalle 7:30 in diretta per raccontarvi tutte le fasi preliminari del raduno e naturalmente la grande sfilata con tutti i nostri alpini. Come sempre un grande evento che conferma che Rete Veneta è la TV amica degli alpini. Cambiamo ancora argomento, passiamo ai risultati delle elezioni. Sono cambiati due comuni importanti in altopiano. Partiamo da Roana. La sua prima volta nel suo nuovo ufficio da sindaco, che emozione le fa? Beh, è un'emozione importante, carica di responsabilità. Naturalmente è da un po' di anni che frequento questi uffici. Vero che qui è un'altra cosa, c'è l'emozione, c'è la responsabilità. Hai già avuto esperienza in amministrazione? Beh, io sono entrato all'amministrazione di Roana nel 99, ho fatto una prima legislatura da minoranza e poi 3 volte assessore al turismo e alle attività produttive e 2 volte vice sindaco. Emozione e senso di responsabilità. Abbiamo sentito il nuovo sindaco di Roana, Luigi Martello, che con il 61,18% dei voti ha superato la rivale, l'uscente prima cittadina Elisabetta Magnabosco, ferma al 38,82% delle preferenze. Attenzione al territorio e alle persone che lo vivono tra gli obiettivi del suo gruppo. La riqualificazione territoriale dal punto di vista dei centri urbani per dare un senso sia a chi vive qui del bello, della possibilità di vivere un ambiente che sappiamo essere bello ma non sempre così curato, e poi c'è un problema di fondo sulla viabilità sia di accesso per rendere questa zona più facilmente raggiungibile turisticamente e residenzialmente parlando, e poi delle infrastrutture non solo viarie, vedi il ponte di Roana, che stanno diventando una criticità che ha bisogno di trovare soluzione. Qual è stato l'ingrediente, secondo lei, che ha portato alla vittoria? La trasparenza, la tranquillità nell'esposizione del nostro programma, un programma semplice ma sicuramente fattibile, e soprattutto il fatto che noi non abbiamo mai speso una parola contro nessuno e siamo rimasti fedeli alla nostra proposta, solo la proposizione. È cambiata l'amministrazione anche a Gaglio, andiamo a vedere il nuovo sindaco. Con il 45,43% delle preferenze, 725 voti, Marinella Sambugaro, 52 anni, insegnante alla scuola dell'infanzia, è stata eletta prima cittadina di Gaglio. Alla sua prima esperienza amministrativa ha avuto la meglio sull'uscente sindaco Emanuele Munari, 43,30%, e Gianna Marcolongo, che si è fermata all'11,28%. Io non avevo mai fatto il sindaco, mi ero interessata poco di politica,
però ultimamente mi ero preparata. L'unica cosa che noi abbiamo promesso, abbiamo garantito, più che promesso, è la semplicità e la quotidianità, in modo che le persone possano vivere meglio ed essere più serene e più felici. Lei intende niente promesse, grandi promesse, ma essere molto più concreti, molto più pragmatici anche. Certo, anche perché la burocrazia comunale, la macchina burocratica è lunga e quindi si fa fatica a riportare le cose, i pensieri in azioni. Quindi noi abbiamo fatto le promesse che solo possiamo mantenere. Fare promesse che non si possono mantenere per noi era illogico. Senta, qual è adesso il primo passo che si farà e su quale strada si intende proseguire? Allora, il primo passo è stato incontrare tutti i dipendenti, perché noi siamo convinti che se lavori bene con i dipendenti la macchina burocratica del comune va avanti. Poi collaboreremo con tutte le associazioni e con tutti gli enti, con i commercianti, con i negozi e con la popolazione, perché noi abbiamo intenzione di aprire tutto. Il prossimo consiglio che faremo lo faremo anche in streaming proprio per coinvolgere tutta la popolazione. E al proposito, il primo consiglio comunale di Gallio dell'era San Bugaro è stato fissato per mercoledì 26 giugno. Con l'occasione ci sarà il giuramento della neoeletta sindaca. Andiamo nell'Alta Padovana per la cronaca, novità sulla vicenda del femminicidio di Tombolo. Sarà la perizia psichiatrica a stabilire la capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio di Youssef Moulay Mahid, il 49enne di origine marocchina, reo confesso dell'uccisione della compagna Liliana Coita nel loro appartamento di Tombolo. A stabilirlo la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, che ha concesso 60 giorni di tempo all'incaricato per depositare la relazione e fissato la prossima udienza il 19 settembre. Era il 21 settembre dello scorso anno quando l'uomo soffocò la compagna con un cuscino a causa della gelosia per un presunto tradimento della donna nell'appartamento che condividevano in via Vittorio Veneto. Dopo aver vagato per tutta la mattina, il 49enne si era presentato alla caserma dei Carabinieri di Tombolo intorno alle 14 del giorno stesso, confessando il delitto. Dopo di noi alle 21:15 una puntata di Focus che si preannuncia scoppiettante con il nostro direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospiti Fabio Crea, Lorenzo Damiano, Nicola Fantuzzi, Marzio Favero, Marco Marturano, Simonetta Rubinato, Giorgio Tronca, Massimo Venturato e Marco Zabai. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, ma come sempre prima vi lasciamo al meteo.